Noi stiamo, diciamo, ragionando perché ovviamente tutte le aree di confine, di montagna abbiano delle norme particolari. Questo si inserisce da un lato sulla battaglia legata all'autonomia del Veneto, ma credo che l'autonomia sia un principio fondante per ogni comunità. Avere la possibilità che le decisioni siano prese da organi amministrativi che si trovano il più vicino possibile ai cittadini. Questo è il significato della parola autonomia secondo Luca Ferrazzoli, che accanto all'autonomia regionale, che sarà materia di un referendum ad ottobre, pone anche quella per la loro specificità geografica delle zone montane. È la cultura del territorio, quindi lo sfalcio dell'erba in montagna, la custodia di certi ambienti, la possibilità che vengano fatte le manutenzioni dove servono e soprattutto vengano fatte con la sapienza dei nostri antenati, quindi con la finalità di preservare un territorio, perché preservando la montagna si può garantire la sicurezza anche a valle. Se l'autonomia rappresenta una garanzia per l'attività di salvaguardia del territorio, un ampio ragionamento che comprenda tutta la Val Brenta va anche fatto sui servizi scolastici, anche alla luce del recente pericolo scongiurato della chiusura della scuola elementare di Solagna. Ci dispiace ovviamente per quello che è successo, ma diciamo questa non è una questione addebitabile all'Unione Montana Val Brenta. Noi da questo punto di vista, in particolare la comunità di Cismon, ha avuto, diciamo, la prontezza di ristrutturare degli immobili a prescindere dall'emergenza, e quindi noi siamo felici per gli amici di Vastagna, quindi per aver dato questa possibilità.